Ecco, Friuli Venezia Giulia, Veneto, prima abbiamo parlato anche di Emilia Romagna, la mafia c'è anche a nord-est. Assolutamente sì, la mafia c'è anche a nord-est, il problema è che è una mafia invisibile. La difficoltà per tutti, dagli investigatori, credo, alla società civile, è rappresentata proprio da questo: se non hai un volto, se non hai un nome, ma hai un sistema, questo sì, a questo siamo arrivati, ecco, tutto si rende più difficile, anche perché è una mafia che non porta armi, non porta paura, ma porta soldi, porta servizi, è una mafia silente, una mafia che si insinua nel tessuto economico di un territorio sano, e quindi è tanto più difficile da riconoscere. Ci sono settori più di altri che sono esposti a questo tipo di infiltrazioni? Io ritengo che tutta l'economia, tutte le categorie economiche siano esposte, perché la mafia cerca di fare business e cerca di interloquire con soggetti che sono interessati a propria volta evidentemente a fare business, e quindi dal mondo imprenditoriale, dal mondo del commercio, dal mondo dell'artigianato, tutti devono alzare le antennine, insomma. Ecco, giornate come queste vengono coinvolti più tardi anche ragazzi delle scuole, servono proprio per promuovere un messaggio di legalità. Sono assolutamente indispensabili perché, come diceva Sofia, quello che manca soprattutto alla base è la consapevolezza e la percezione del fenomeno e quindi la percezione del pericolo. Molto si sta facendo, soprattutto a livello di scuole, e molto credo si debba continuare a fare, perché già si fa a livello di categorie economiche.